il Covid è un grosso problema, ma non ha fatto scomparire le patologie non Covid, che devono comunque essere gestite. Controlli saltati e i monitoraggi dei pazienti persi. Oltre ai malati di Covid, nell'era del SARS-CoV-2 ci sono le persone con molte altre patologie penalizzate dal coronavirus perché da mesi ormai non si recano alle visite di controllo. È il caso dei pazienti diabetici, patologia cronico-degenerativa, che solo nel centro diabetologico dell'azienda ospedaliera universitaria di Padova sono diminuiti del 20%, come ci spiega il professor Angelo Avogaro, responsabile di endocrinologia e malattie del metabolismo. I pazienti diabetici sono poveretti, essendo pazienti cronici, sono penalizzati, soprattutto i più anziani, coloro che non riescono a gestire le tecnologie e che quindi si vedono in un certo senso ghettizzati da questa malattia implacabile. Mentre diabetico di tipo 1 giovane che fa insulina è ovviamente meno penalizzato perché la tecnologia la sa usare molto bene. Ma ad affliggere i pazienti con patologie croniche, come spiega il dottor Avogaro, c'è anche la depressione. C'è come il senso di una ineluttabilità che noi comunque viviamo in un periodo che non si sa quando finirà, speriamo nelle registrazioni, di incertezza, e questo soprattutto per chi deve quotidianamente gestire una patologia cronica porta a, in un certo senso, mollare la propria consapevolezza di malattia, e questo porta a dei problemi.